Radiolibertà.net. Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicemail@gmail.com. Ben ritrovati. Come promesso, oggi proseguiamo il discorso in modo da farvi capire che il nostro organismo costruisce la propria salute come? Purificandosi. Questa battaglia risulta evidente già all'atto dei processi digestivi. La digestione è infatti una vera e propria battaglia volta a neutralizzare, ma selezionare e rendere utilizzabili le energie esterne. Ad esempio, le proteine contenute nei nostri alimenti sono energie troppo forti per il nostro organismo. Appunto per questo, nel corso della digestione, le proteine, prima di essere assorbite, vengono decomposte in aminoacidi. Quando alimenti oppure gas nocivi penetrano accidentalmente nel nostro organismo, questo li espelle con vomiti, starnuti o attacchi di tosse. Il corpo si impegna, e a volte per anni, a estrarre dai propri tessuti un corpo estraneo che non era mai stato completamente rimosso. Ad esempio possono esserci anche le scaglie di vetro o anche delle schegge di legno, per farvi un'idea. Ma in una situazione di malattia oppure in una situazione di pre-malattia, cioè quando il terreno si sovraccarica pericolosamente, l'organismo non rimane inattivo come una vittima indifesa, bensì reagisce cercando di neutralizzare ed eliminare all'esterno i sovraccarichi tossici. La depurazione dell'ambiente interno avviene attraverso gli emuntori, a cui abbiamo già accennato nelle puntate precedenti. Quindi ipersecrezione biliare e salivare, vomiti, diarree per quanto riguarda le vie digestive. Poi troviamo anche urine dense, acide, brucianti, torbide per quanto riguardano le vie renali e ancora sudori profusi, trasudazioni, comparsa di pustole, di eczemi per quanto riguarda le vie cutanee, rigetto di scorie colloidali attraverso i bronchi, i seni frontali e il naso. Quindi per espellere i detriti esistono anche delle vie secondarie che sono le ghiandole salivari, le tonsille, l'utero e anche le ghiandole lacrimali. Quindi in caso disperato il corpo si crea talvolta anche degli emuntori, chiamiamoli artificiali, per fronteggiare una marea di rifiuti, come ad esempio le emorroidi, le fistole e le ulcere. Questi sforzi di purificazione, quindi queste crisi di ripulitura, grazie alle quali il corpo si libera di tossine che vanno a saturare il suo ambiente interno, non sono nient'altro ciò che noi chiamiamo comunemente le malattie. Ovvero, in altri termini, che però esprimono lo stesso fatto, le malattie sono il risultato dei tentativi di ripulitura attuati dal nostro corpo su se stesso. Quindi si chiameranno bronchiti quando si manifestano a carico dei bronchi, si chiameranno eczemi se sono a carico della pelle, eccetera. Quindi esprimono uno sforzo di purificazione, ma anche di prevenzione, non un lavoro di distruzione, perché la malattia non è altro che uno sforzo della natura che per conservare il malato lavora con tutte le sue forze per eliminare la materia
tossica. Le malattie che blocchiamo con l'aiuto di medicinali che reprimono i sintomi e quindi le eliminazioni hanno tendenza a far peggiorare le condizioni generali o a lasciare il malato in uno stato di debolezza e malessere persistenti. Di fatto le scorie che avrebbero dovuto abbandonare l'organismo perché potessero funzionare correttamente sono state ricacciate in profondità, magari anche con dei medicinali di sintesi. Quindi le malattie a cui invece ci permette di uscire mediante bagni caldi, bevande calde, ci conducono a una condizione di salute migliore di quella che aveva preceduto l'insorgenza della malattia. Questo si spiega semplicemente con il fatto che le eliminazioni hanno ristabilito una situazione umorale fisiologica. Del resto, ognuno di noi ha già potuto constatarlo nei fatti. Perché dovete sapere che nel corso di ripulitura praticate nella medicina naturale possono scatenarsi crisi curative. Di fatto si tratta solo di una crisi di eliminazione favorita dalla dieta o dai drenaggi. È particolarmente interessante osservare che queste crisi prendono forme del tutto simili alle malattie ormai ufficializzate, cioè eliminazione attraverso la pelle analoga a eczemi, svuotamento dei seni frontali simile a sinusiti. Questi sintomi di malattie non significano deterioramento delle condizioni generali, bensì ritorno verso lo stato di salute che pian piano poi avverrà. Quindi le crisi di ripulitura, quali sono le malattie? Possono essere acute o croniche. Nelle malattie acute il lavoro di eliminazione è brusco, violento ed esteso. Nelle malattie croniche, sforzi permanenti, cioè cronici, di neutralizzazione e di eliminazione si oppongono ad una causa duratura di intossicazione o intossinazione. Quando un emuntore diventa incapace di svolgere il suo lavoro di eliminazione, le sostanze di rifiuto vengono dirottate verso un'altra via d'uscita. Solo la conoscenza di questi trasferimenti fa comprendere come una persona appena guarita ricada nella stessa malattia o cada in un'altra che, una volta eliminata, lascia il posto a un'altra ancora e via ricadendo. Quindi il malato allora corre da uno specialista all'altro nella speranza di essere curato e guarito. Ma rimanendo irrisolto il problema di base, cioè l'inquinamento del terreno, cioè quello proprio che abbiamo di base, le crisi di ripulitura si susseguono e attaccano ogni volta un organo diverso. Quindi sappiate che una crisi di ripulitura non dovrebbe perciò mai essere repressa senza un motivo ben preciso. Dovrebbe invece essere assecondata, favorita, addirittura provocata quando stentasse a manifestarsi o a compiersi, quindi sia manualmente con dei linfodrenaggi o come poi dopo noi di solito consigliamo. Con questo per oggi è tutto. Il discorso naturalmente non finisce qui, proseguirà nelle prossime puntate, però vi invito nuovamente ad ascoltare le puntate precedenti per avere ben chiaro il concetto degli organi emuntori. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Benvenuti amici, oggi vorrei portare alla vostra attenzione un tema delicato ma molto importante: la sicurezza sui siti internet per adulti, i rischi di malware e l'impatto psicologico che possono avere. È un argomento che spesso viene trascurato, ma merita molta attenzione. Iniziamo con la sicurezza informatica. I siti per adulti
sono spesso bersaglio di hacker e di cybercriminali. Questi siti possono contenere malware, spyware o virus che una volta scaricati possono compromettere i nostri dispositivi e anche rubare dei dati sensibili. È fondamentale proteggere il vostro computer utilizzando un software valido antivirus che deve essere sempre aggiornato e anche di navigare solo su siti affidabili. Inoltre ricordatevi sempre di evitare di cliccare su link sospetti o di scaricare contenuti non verificati, è sempre una regola d'oro. Passiamo ora invece a un aspetto psicologico, che spesso questo viene trascurato. Sembra quasi che voler mettere in guardia le persone su quello che è un sito pornografico sembra di essere dei bacchettoni, sembra di essere delle persone che vanno a giudicare. Ecco, questo non è il nostro intento, ma bisogna prestare comunque attenzione, perché vedete, l'uso eccessivo di questi siti può influire negativamente sulla nostra percezione delle relazioni nell'intimità. Insomma, può creare delle aspettative irrealistiche e in alcuni casi portare a dipendenza, che questa compromette la qualità della vostra vita e anche delle relazioni personali. Quindi è importante essere consapevoli di questi rischi e cercare un equilibrio sano. Inoltre rendetevi sempre conto che state vedendo degli attori. La paura di molti studi e anche di molti sessuologi è quello di dire che molte persone possono rovinare la loro, come vi dicevo, la vita di coppia perché vedendo questi film si pensa chissà cosa e possono magari finire anche delle relazioni perché magari il partner non è in grado di soddisfare le fantasie che magari l'uomo o la donna hanno visionato all'interno di questo sito. Bisogna prestare molta attenzione anche ai ragazzi che molto spesso per paura magari di chiedere, per paura magari di porre delle domande, vanno a compromettere totalmente la loro vita sessuale o il piacere magari delle loro scoperte che dovrebbero chiedere ai genitori, si rifugiano su internet. E infine voglio anche sottolineare l'importanza dell'educazione e della consapevolezza. Cioè, vedete, parlare apertamente di questi temi senza giudizi può aiutare a ridurre i rischi e a promuoverne un uso responsabile della tecnologia. Cioè, se una persona guarda questi siti non deve essere assolutamente giudicata. L'importante è che questi siti non diventano una dipendenza. Qualora dovessero diventare una dipendenza, mi raccomando, non abbiate, qualsiasi età voi avete, non abbiate nessun timore a parlarne con qualcuno. Assolutamente. Non andate a compromettere la vostra serenità psichica e la vostra vita semplicemente per un sito che fa vedere qualcosa di finto, dove se cercate su internet loro stessi vi dicono che è un film, che gli attori fanno un lavoro, anche se sembra che faccia ridere quello che vi dico, ma uno sforzo immane per il corpo. Quindi sappiate che state vedendo dell'intrattenimento ed è un intrattenimento abbastanza pericoloso per il computer perché può infettarsi e abbastanza pericoloso per chi lo guarda perché può creare dipendenza. Quindi mi raccomando, cercate sempre, come ogni cosa, di farne un buon uso e di utilizzare sempre delle protezioni a livello informatico. Grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima. Stai ascoltando